Barbabietola da zucchero, innovazione, scenari futuri. È il titolo di un convegno che si è svolto a Pontelongo in provincia di Padova. Ricordiamo che a Pontelongo sorge il più importante sito produttivo per Copro B, lo zuccherificio appunto di Pontelongo. Noi andiamo a sentire tra gli altri il presidente di Copro B, Luigi Maccaferri. Il concetto che vorrei trasmettere è proprio quello dell'agricoltura. La bietola rappresenta già una buona base di partenza confronto ai cambiamenti climatici. Questo è un dato di fatto. Storicamente la bietola ha sempre resistito meglio di altre colture a quelle che sono le difficoltà che ci mette di fronte un cambiamento climatico così repentino. Però dico anche che la bietola ha tante possibilità di crescita in termini di ricerca. Abbiamo enormi problemi da un punto di vista fitosanitario, la cercospora, ma soprattutto il lisso che in questi anni si è fatto vedere in maniera importante, però abbiamo anche tanta possibilità in termini di ricerca e su questo Copro B sta investendo in maniera importante, in maniera sostanziale, perché solo attraverso la ricerca, solo attraverso una visione molto puntuale di quello che succede nei campi possiamo dare delle risposte ai nostri agricoltori. La bietola di suo è già molto resiliente e noi dobbiamo soltanto accompagnarla a dimostrare tutto quello che può dare. Pontelongo è sempre stato ormai da 110 anni un punto strategico per quanto riguarda la filiera dello zucchero. Oggi più che mai, essendo uno dei 2 zuccherifici rimasti attivi in Italia che garantiscono la filiera dello zucchero italiano dal campo alla bustina, quindi per Pontelongo continua ad essere un centro nevralgico di questo tipo di attività e di questo tipo di coltura soprattutto. La zona lo permette, Pontelongo poi si è sviluppata e ha cresciuto le sue capacità anche imprenditoriali grazie allo zuccherificio, che quindi continuerà ad essere importantissimo. Non è pensabile fare a meno dello zuccherificio non solo per Pontelongo ma per tutta l'area della Saccisica e della provincia di Padova. Innanzitutto i giovani pensano che lo zucchero non sia una produzione agricola perché lo vedono tal quale nei supermercati. Cioè non si rendono conto che dietro lo zucchero c'è un prodotto che arriva dall'agricoltura, che in questo caso è la barbabietola. Hanno una visione dissociata tra il prodotto finale e la materia prima, che in questo caso è la barbabietola, e quindi sono completamente ignoranti, nel senso che non sanno evidentemente tutto il processo che porta ad ottenere il risultato finale, in questo caso lo zucchero. Noi questo lo abbiamo percepito attraverso il contest sezione zucchero del premio Wigom a stampa italiana, che è stato tra l'altro sostenuto finanziariamente dalla Copro B, quindi Italia Zuccheri. Attraverso questa attività abbiamo ingaggiato, tra virgolette, i giovani under 25 a scrivere, quindi non a produrre semplicemente una foto, ma a produrre un testo scritto, e quindi facendo una ricerca sul campo, intervistando agricoltori, intervistando tecnici del settore, parlando con esperti, per interiorizzare attraverso la scrittura tutto ciò che lo zucchero è nella sua parte finale, quindi nella sua utilizzazione anche gastronomica, e soprattutto tutto ciò che lo precede. Per quanto riguarda gli insetti, prevalentemente il lisso, perché ha cambiato comportamento nei confronti degli andamenti climatici, e sotto il punto di vista degli attacchi fungini la cercospora, perché poi sinergizza in negativo con i cambiamenti climatici, quindi in funzione degli stress da alte temperature soprattutto collassano precocemente gli apparati fogliari, quindi ci sarebbe l'esigenza di anticipare molto il ciclo, proprio per riuscire ad avere un periodo utile per stoccare lo zucchero in un modo sufficiente. La bietola da zucchero dispone di un apparato radicale che è capace di raggiungere profondità considerevoli
In virtù di questa caratteristica peculiare della coltura, il suolo viene arricchito di componenti organiche, di esudati radicali, nutrienti che favoriscono la crescita dei microrganismi, funghi e batteri utili, i quali possono a loro volta aiutare il suolo a funzionare bene, nel senso che batteri e funghi sono protagonisti dei cicli di nutrienti nel suolo, per cui la loro attività è essenziale proprio per garantire il rifornimento di nutrienti alla coltura.